C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, apriamo la puntata di oggi mostrandovi protomi di lupo conservati nel Museo di Santa Giulia. Uè, tranquilli, sono in bronzo, dai. Ecco rari esemplari di sculture in bronzo di grande forza espressiva, pur precedenti alla costruzione del Palazzo del Broletto. Furono riutilizzati come elementi decorativi sulla facciata meridionale ai lati dell'ingresso. Le protomi erano ammorsate nel muro con barre dentate e tra le fauci passava un anello, sempre in metallo. È stato ipotizzato che servissero per legare le briglie dei cavalli di coloro che si recavano nel palazzo comunale. Ed ecco il simpatico proverbio di oggi. Ricordate, amicizia a chili, affari a gramma. Giacomo e Federico, ingegneria informatica. Esatto. Quindi col dialetto non c'entra niente. Non me la cavo neanche molto bene. Zero, in casa, un nonno, uno zio. No. Cioè, siamo tutti abbastanza del centro Brescia, quindi poco parlato. Amicizia a chili, io ci provo lo stesso sul dialetto, intendiamoci. Amicizia a chili, affari a gramma. Devo... Sì, però tradurlo. Vabbè, amicizia a chili, affari a grammi. Esatto. Sì, quindi con gli amici si va. Cioè no, io la interpreterei più del tipo che sono tutti amici, ma quando si tratta di aiutare, nel senso di affari, si è un po' carenti, tipo manine corte, non lo so. Un po' meno, insomma, quando si fanno gli affari si può anche diffidare dagli amici, insomma non sempre l'amico è anche una persona con cui fare affari. Esattamente. Vedrai che celebrità, che popolarità da Zanovella. Sconti dal fornaio, pane gratis. Sì, vedrai. Senti, Manderò un messaggio per dirti com'è andata. Sì, ma mandami anche un bacio a mezzanotte, Olive. Ciao Laura. Vabbè. Amicizia a chili, cara Oliva, affari a grammi. Giusta, eh? Sì, ma tanto sei a dieta tu al massimo, qualche chiletto, sotto la media peraltro. Amicizia a chili, affari a gramma. Amicizia a chili, affari a gram. Cioè? Amicizia a chili. Hai tante amiche tu, Oliva? Eh? Beh, dai, con questo bel carattere solare avrai oltre alla cugina. Io sì, di amiche ne ho. E affari? Sei un affarista tu? Mica tanto. No, cosa fai fregare? No, me lo dice sempre mio marito, che mi guardano e poi... Sì, vero. Sì. Infatti anche oggi ti sei fatta fregare che ti abbiamo fermato. Hai visto che io non volevo fermarmi? Amicizia a chili, affari a grammi. Cioè? Che le amicizie... Amicizia vale molto più degli affari. Davvero? E beh, scusa, se una è a chili, l'altra a grammi, chili, maggiore di grammi, no? O vedi, studia giurisprudenza ma potresti anche fare fisica. Lo so, me lo dicono in tanti. Amicizia a chili, affari a gramma. Bene, quindi amici tanti che fanno sempre bene, fanno compagnia, fanno festa, sostengono, ma i veri affari si fanno solo con le persone giuste. Siete voi le persone giuste che ci seguite sempre, ci fa piacere, vi salutiamo, vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima ed ora parola ai nostri ragazzi. Ciao! Ciao Marco, tu ce l'hai LUI? Sì. Sì, dov'è? Boh. Sei sicuro di non sapere dove sia? Cercalo bene, è lui. Prova a indicarlo. È lui, è l'ombelico. Ah. C'entro